my baby now. I don't wanna grow up. Nothing ever seems to turn out right, and I don't wanna grow up. Benvenuti a un nuovo appuntamento con The Best Sandwich, il primo contest per il miglior panino del nord-est. Come sempre ci troviamo alla sede del Pala Gourmet di Pordenone. Questo format, questo contest è organizzato da Pala Gourmet, il centro esperienziale del gusto, sta coinvolgendo 32 partecipanti che ogni puntata avremo modo di conoscere, 4 per puntata. I concorrenti, vi ricordiamo sempre in apertura, si sfideranno ad ogni turno presentando 2 panini. Il primo è il panino tipico con ingredienti base indicati dalla giuria e un panino creativo con il solo limite del food cost inferiore a 3,50 €. Vi presentiamo la giuria presente in ogni puntata, partendo da Sergio Lucchetta, presidente del consorzio Pordenone Turismo, Pietro Luisio, panel leader di analisi sensoriale, Mariella Trimboli, giornalista enogastronomica, e lo chef Carlo Nappo. La scorsa puntata è stata vinta da Luca Sacilotto del posto di Folador Pordenone, ma adesso andiamo a conoscere l'altro vincitore, quello relativo al contest nel contest, e grazie alla pagina Facebook di Friuloves Banca. Chiamano qui Marcos Marmer. Sono qui con Nando, il mio collega responsabile di più filiali nella zona nord del nostro territorio di competenza. Andiamo subito al sodo. Allora, il panino che ha vinto è il Cuti Cuti del Bar a Capriccio di Fornasi e Renzo. Allora, complimenti, noto come Mestri, questo bisogna dirlo perché tu non hai un nome e un cognome, sei il Mestri per i tuoi, io ti consegno. Ecco, complimenti, e complimenti anche per il locale, sono venuto a vederlo, rinnovato. Faremo una serata che faremo assaggiare a tutti sto panino, magari con del buon vino, che come mi hanno suggerito. Comunque speriamo in bene, dai, per il momento tutti contenti. Io ricordo che tutti i concorrenti ritorneranno poi in competizione con il gran finale, con questo contest, nel contest del contest, diciamo così, dove andremo a recuperare tutti i concorrenti che potranno farsi mettere il mi piace uno delle loro creazioni, con un gran finale veramente, perché il premio è significativo. Grazie ancora e un buon pomeriggio. Pronti per conoscere il primo concorrente, Luciano Gagliardi della Galleria di Codroico. Vieni Luciano. La nostra è una birreria, pizzeria, e da poco abbiamo integrato anche piatti di pesce. Si fanno anche delle grigliate, si fanno parecchi piatti di carne che sono stati fino ad ora molto molto apprezzati. Prima domanda al volo. Il codino alla barba, da cosa nasce? È un mio modo di essere, di cambiare spesso. Sta a indicare la mia parte creativa. Ho scelto la cipolla, il crudo e l'asino. Forse è meglio che dici che c'è il prosciutto crudo di San Daniele, la cipolla rossa di Cavasso e Val di Cosa, e c'è il formaggio asino. Sì, è giusto. Identificano di più il prodotto, no? Il territorio. Certo. Un cliente che viene vuole sapere cosa sta prendendo, e quindi se tu precisi quello che è assolutamente più importante. Il panino diventa più importante. Tempo è scaduto, se puoi accelerare, Sì. perché 10 minuti sono terminati. Quell'equilibrio che cercavi di avere tra l'acido e il salato, secondo me non è stato molto Equilibrato. tarato. Quindi si sentiva molto la rosa di Gorizia, però non era equilibrato con l'asino, con il sapore dell'asino, quindi risultava un po' disarmonico questo panino. Allora, tieni conto che noi siamo dei clienti che in questo momento siamo stati chiamati a fare i giudici, sostanzialmente. Sì. Se a un cliente presenti come me un panino con 2 sotto, il cliente un po' se la prende, no? Sono convinto. Magari è contento quello che c'ha 2 sopra, però non compensa le 2 cose. Certo.
No, di che siamo fortunati perché abbiamo diviso, io avevo due sopra e lei due sotto. Quindi siamo stati fortunati perché sicuramente ecco, il tempo incide tanto, no? 10 minuti sono 10 minuti e quindi sicuramente questo va a incidere sul voto finale. Mi dispiace, ma i tempi sono, se ognuno prende poi 15 non è giusto più che altro per quello che arriva dopo, no? Questo è fondamentale. Sicuramente sì. Secondo concorrente è una donna, Silva Delle Case, dall'albergo Belvedere di Sequals. Vieni Silva. Io mi chiamo Silva Delle Case e il mio locale è a Sequals, paese di Primo Carnera e del Mosaico. Abbiamo due cose importanti e ho un albergo-ristorante. La nostra cucina, seguita da mio marito, è principalmente stagionale, con l'80% di prodotti del territorio per quanto riguardano le verdure. Abbiamo degli agricoltori che ci forniscono direttamente i prodotti del loro orto. E una cucina dove io cucino le carni alla griglia direttamente nella sala ristorante. Il ristorante sembra una grande casa, è molto accogliente e la maggior parte della gente si trova bene. Il panino è un panino semplicissimo, perché il marito dice che che è il cuoco, che la semplicità è la cosa importante in cucina. Mi fa piacere che ci sia qualcuno che ascolta il marito intanto. Intanto è già un bel guadagno questo. L'insalata mi dava quella nota di croccantezza che è piacevole, però trovavo tutte le varie componenti un po' slegate, forse era anche quello che volevi, perché hai detto volevi un qualcosa che non si legasse tra di loro, no? Quindi se questo era l'obiettivo è stato centrato. Che nel primo non ho trovato gli ingredienti, nel senso che ho dovuto andare al centro del panino per trovare la cipolla, per trovare... Quindi... un po' più abbondante. Ma forse è sufficiente una distribuzione un po' su tutto il panino. Manca un sapore un po' deciso, ha qualcosa è un po' leggero col sale, perché la cipolla è molto dolce, no? Sì, dove darlo al creme questo sapore più forse ce n'era poco, esatto. C'era poco. Perché manca proprio questa... Ho un formaggio asino, ma piuttosto... Sì. No, nel senso che manca un po' di salinità in più, tutto lì, il resto è un panino buono. Grazie. Terzo concorrente è Kevin Brugnolo del Tiki Taka di Monfalcone, eccolo. Siamo un pub, paninoteca, qualcosa di carne, piatti caldi, siamo 3 soci, è nato un po' per gioco, diciamo un giorno così ci siamo trovati, abbiamo fatto una chiacchierata e dopo è partito il progetto. All'inizio è andato bene, dopo sempre meglio, adesso sono tutti qui a vedermi, e comunque funziona il locale. Tiki Taka per una questione sportiva, calcistica? No, il nome ci piaceva, siamo tutti appassionati di calcio e sport, quindi è andata così. Nasci cuoco o...? Ma io sì, comunque ho lavorato 8 anni nell'attività di famiglia a Staranzano e dopo abbiamo fatto la scuola alberghiera? Locale, sì. Ma comunque lavoro già da 11 anni in cucina. Cosa ci fai bere con questo panino? Allora, un Malvasia istriana Tarlao Aquileia, cioè comunque un vino fresco, un vino che si beve tranquillamente, niente di impegnativo, appunto perché penso che questo panino, cioè, lo vedo più giusto per uno spuntino, qualcosa di fresco.
Faccio una piccola premessa, no? Perché quando fuori magari mi hanno chiesto tante persone, ma il tipico sono tutti gli stessi ingredienti, sono tutti uguali. E questa è la dimostrazione anche che non è vero, che con un tipico si possono fare 1000 cose, ci vuole un po' di creatività anche nel tipico, no? Quindi i panini possono essere milioni, nonostante usiamo tutti gli stessi ingredienti. Quindi un panino molto buono, secondo me equilibrato, è riuscito, secondo me è uno degli unici panini ad ammazzare un po' la rosa di Gorizia sott'olio, che è molto forte. Bravo, basta. Quarto concorrente ci presenta il suo panino tipico Simone Stefanuto del locale Al Castello di Montereale Valcellina. Vieni Simone. Mi chiamo Stefanuto Simone e da 4 anni insieme a mia moglie gestisco il Castello di Montereale Valcellina. Siamo una degustazione di prodotti tipici del territorio delle valli del Pordenonese, perciò partiamo dalla pitina al formai dal cita, abbiamo un pane casareccio nostrano a forma di mantovana di 13 kg, abbiamo la mortadella grande da quintale, il crudo di San Daniele, ma tutta una serie di prodotti. I fiori di Tarassaco canditi. Sì. Raccontaci. Diciamo vengono fatti nel periodo di marzo, perciò marzo-aprile, nella fioritura del fiore. È una ricetta, diciamo, nostra, e vengono fatti semplicemente facendo bollire nell'acqua i fiori con del limone. E una volta portato in ebollizione i fiori vengono tolti dalla pentola e si fa bollire invece il sugo, diciamo sugo che rilascia il fiore, se lo fa bollire con dello zucchero. Infine si torna a rimettere insieme i fiori di Tarassaco e da lì vengono, diciamo, canditi. Noi li proponiamo molto bene con i formaggi, come assaggerete anche voi dopo. Ottimi equilibri, si sposano bene, anche l'aggressività della rosa di Gorizia è attenuata, quindi bene. Grazie. Andiamo a scoprire la classifica dei panini tipici. Al quarto posto Luciano Gagliardi della Galleria con 100 punti. Al terzo posto Silva delle Case, Albergo Belvedere con 132 punti. Al secondo posto Kevin Brugnolo del Tiki Taka, 176 punti. Al primo posto Simone Stefanuto Al Castello, 180 punti. Presentiamo il primo panino creativo di Luciano Gagliardi della Galleria di Codroipo. Vieni Luciano. Che tonno stai utilizzando? Pinne gialle. Un tonno pinne gialle che ho precedentemente marinato con olio d'oliva, olive taggiasche e pomodori secchi. La creatività che hai messo qual è? Ma la creatività, diciamo che sono basato più sul fattore del crudo, mantenere semplicemente una combinazione di un pesce crudo che di solito sui panini si trova molto di rado.
pane è stato cotto ieri? Cotto ieri, sì. Si vede? Si sente? Non va bene? Si sente che è un pane vecchio? Nel senso... Ieri sera, per essere sì, lo so. Però si sente. Ha bisogno di una morbidezza maggiore, insomma, no? È molto secco. Piuttosto, se lo devi usare quello di ieri, scaldalo, cioè mettilo in forno, fallo croccante, perché si sente all'odore che è un pane del giorno prima. Che va bene, nel senso, io non lo butto via, faccio le torte, puoi fare 1000 cose col pane, fai la bruschetta, cioè, puoi fare tante cose. Però se devo mangiare un panino, mi vengo nel tuo locale, non puoi darmi il panino il giorno prima, io te lo tiro dietro. Non c'è dubbio. Secondo concorrente ci presenta il suo panino creativo Silva delle Case dell'Albergo Ristorante Belvedere di Sequals. Vieni Silva. Scusa, io vorrei prenotarmi perché non vorrei che altri poi intervenissero. Qui leggo erba dell'immortalità. Ne vorrei un chiletto, non lo so. No, se ne possono mangiare solo 2 foglie al giorno. Beh, ma un chilo ho davanti a un anno. Però le ho portato la pianta in casa. E la pianta dell'immortalità è un rampicante senza fine. Perché? Perché d'inverno logicamente appassisce, ma in primavera il radicamento è veloce e possente ed è un rampicante splendido anche per mettere nei balconi. Quest'inverno lo terrò al chiuso, 1 o 2 di questi vasi, così lo potrete anche gustare. È tipico della Cina, è un ginseng. Si ritrova traccia in 1300, veniva coltivato 1300 anni fa avanti Cristo. Serve per aumentare le immunodifese, la circolazione, per migliorare il fegato. Sì, no, il panino è molto buono, è molto amara mangiata singolarmente, però nell'insieme nel panino è molto buono. La blanchetta sì, secondo me ci sta, gli dà quell'effetto legno. Buon panino, mi è piaciuto. Probabilmente c'è una cosa che c'era una certa distonia tra l'aspetto olfattivo e poi l'aspetto gustativo. Quindi lo annusi e ti partono tutta una serie di profumi. Dopodiché quando lo metti in bocca c'è quasi un effetto sorpresa, però in negativo, perché mi aspettavo di sentire anche in bocca, poi per via retroolfattiva, le stesse cose. Ciò non toglie che sia un ottimo panino. Terzo concorrente ci presenta il suo panino creativo e Kevin Brugnolo del Tiki Taka di Monfalcone ci presenta il Tiki Taka Burger. Vieni Kevin. Allora, questo è un pane al latte artigianale del panificio Bosio Stranzano, che noi siamo clienti già da quando abbiamo aperto. Dopo abbiamo un hamburger solo manzo reale con una puntina di fesa. Dopo abbiamo una marmellata di bacon, uno speck, un cavolo cappuccio per dare freschezza e croccantezza e un pomodorino da terrino. Alla fine un po' di montaggio 3 mesi, stagionato 3 mesi. E dopo cipolla fritta adesso in questo momento. L'impasto dell'hamburger è stato fatto adesso. Ho messo sale e pepe, tabasco, un po' di Worcester e un po' di senape.
Lo scalino che hai fatto sul pane è fatto apposta? Lo scalino dove il pane va dentro, l'hamburger va dentro nel pane? No, comunque il pane è molto morbido, quindi tende a cedere un attimino. Sembrava una cosa fatta apposta, è una bella idea. Pelino aggressivo il montaggio che sento su questo panino, avrebbe bisogno di essere equilibrato ancora con qualcos'altro. Quarto concorrente Simone Stefanutto Al Castello di Montereale Valcellina ci presenta il suo panino creativo, il panino del castello. Vieni Simone. È fatto con farina di orzo, di avena, segale e mais. La creatività dove sta nel tuo panino? Diciamo che usando proprio i nostri prodotti di nostra produzione a livello di affettato e di formaggi d'alcide. Anche qui andiamo a scoprire ogni morsicata un gusto differente. Quindi la creatività sono due panini che si fondono in uno. In uno, sì. Sì. Carne secca, carne affumicata. Ho trovato più creatività nel panino tipico che non in questo. E questo qua lo vedo un po', mi manca un po' di equilibrio. Quindi ci sono delle note acide che ti esplodono in bocca, che non vengono poi ricondotte dagli altri componenti, quindi tende a prevalere un po' su tutto. Allora, siamo pronti per conoscere il vincitore di questa puntata e quindi proseguirà The Best Sandwich. Allora, partiamo dal quarto posto per un totale di 212 punti grazie ai 112 punti del panino creativo e i 100 del tipico. Al quarto posto è Luciano Gagliardi della Galleria di Codroico. Terzo posto, 297 punti, 165 il panino creativo sommato ai 132 del panino tipico. Silva delle Case dell'albergo ristorante Belvedere di Sequals. Secondo posto, totale di 300 punti, 120 per il panino creativo, quindi un punteggio minore rispetto al panino tipico da 180, è Simone Stefanuto dell'Al Castello di Montereale Valcellina. Al primo posto 334 punti, 158 panino creativo più il tipico 166, Kevin Brugnolo del Tiki Taka di Montereale. Adesso però i festeggiamenti sono giusti, però c'è Sergio Lucchetta che voleva fare con il microfono una considerazione, ecco. Ma volevo in particolare fare, come si usa in quelli grandi, fare una menzione speciale a Silva delle Case per la ricerca che ha fatto per la realizzazione di questi panini. C'è ancora la possibilità di votare il panino creativo che vi è più piaciuto nella pagina Facebook di Friuli Ovest Bar, quindi fatevi votare, troverete a breve le foto dei vostri panini, fatevi votare. Invece Kevin continua The Best Sandwich. Ritorniamo ogni sabato alle 13:45, ringrazio Sergio, Pietro, Mariella e Carlo, la giuria di The Best Sandwich ogni sabato alle 13:45 su Telefriuli. Seguiteci, buona giornata. When
my fitting net. I don't wanna grow up. Nothing ever seems to turn out right.